Buongiorno carissime, buongiorno carissimi. Ci ritroviamo anche oggi per leggere ancora un episodio del libro Cuore, il nostro libro Cuore. L'episodio che vi leggo oggi si intitola La vigilia del 14 marzo. Oggi è stata una giornata allegra. 13 marzo, vigilia della distribuzione dei premi al Teatro Vittorio Emanuele, la festa grande e bella di tutti gli anni. Ma questa volta non sono più presi a caso i ragazzi che debbono andare sul palcoscenico a presentare gli attestati dei premi ai signori che li distribuiscono. Il direttore venne questa mattina al Finis e disse: «Ragazzi, una bella notizia». Poi chiamò: «Coraci, il calabrese». Il calabrese s'alzò. «Vuoi essere di quelli che portano gli attestati dei premi alle autorità domani a teatro?» Il calabrese rispose di sì. «Sta bene», disse il direttore, «così ci sarà anche un rappresentante della Calabria e sarà una bella cosa. Il municipio quest'anno ha voluto che i 10 o 12 ragazzi che porgono i premi siano ragazzi di tutte le parti d'Italia, presi nelle varie sezioni delle scuole pubbliche. Abbiamo 20 sezioni con 5 succursali, 7.000 alunni. In un numero così grande non si stentò a trovare un ragazzo per ciascuna regione italiana. Si trovarono nella sezione Torquato Tasso 2 rappresentanti delle isole, un sardo e un siciliano. La scuola Boncompagni diede un piccolo fiorentino, figliuolo d'uno scultore in legno. C'era un romano, nativo di Roma, nella sezione Tommaseo. Veneti, lombardi, romagnoli, se ne trovarono parecchi. Un napoletano ce lo dà la sezione Monviso, figliuolo d'un ufficiale. Noi diamo un genovese e un calabrese, te, Coraci. Col Piemonte saranno 12. È bello, non vi pare? Saranno i vostri fratelli di tutte le parti d'Italia che vi daranno i premi. Badate, compariranno sul palcoscenico tutti e 12 insieme. Accoglieteli con un grande applauso. Sono ragazzi, ma rappresentano il paese come fossero uomini. Una piccola bandiera tricolore è simbolo dell'Italia altrettanto che una grande bandiera, non è vero? Applauditeli calorosamente dunque. Fate vedere che anche i vostri piccoli cuori si accendono, che anche le vostre anime di 10 anni si esaltano dinanzi alla santa immagine della patria. Ciò detto se ne andò e il maestro disse sorridendo: «Dunque, Coraci, tu sei il deputato della Calabria». E allora tutti batterono le mani ridendo. E quando fummo nella strada, circondarono Coraci, lo presero per le gambe, lo levarono su e cominciarono a portarlo in trionfo, gridando: «Viva il deputato della Calabria!» Così per chiasso si intende, ma non mica per ischerno, tutt'altro, anzi per fargli festa di cuore, che è un ragazzo che piace a tutti. Ed egli sorrideva. E lo portarono così fino alla cantonata, dove si imbatterono in un signore con la barba nera, che si mise a ridere. Il calabrese disse: «È mio padre». E allora i ragazzi gli misero il figliuolo tra le braccia e scapparono da tutte le parti. La distribuzione dei premi. Verso le 2 il teatro grandissimo era affollato. Platea, galleria, palchetti, palcoscenico, tutto pieno gremito. Migliaia di visi, ragazzi, signore, maestri, operai, donne del popolo, bambini. Era un agitarsi di teste e di mani, un tremolio di penne, di nastri e di riccioli, un mormorio fitto
fitto e festoso che metteva allegria. Il teatro era tutto addobbato a festoni di panno rosso, bianco e verde. Nella platea avevano fatto 2 scalette, una a destra, per la quale i premiati dovevano salire sul palcoscenico, l'altra a sinistra, per cui dovevano discendere dopo aver ricevuto il premio. Sul davanti del palco c'era una fila di seggioloni rossi e dalla spalliera di quel di mezzo pendevano 2 coroncine d'alloro. In fondo al palco un trofeo di bandiere. Da una parte un tavolino verde con su tutti gli attestati di premio legati con nastrini tricolori. La banda musicale stava in platea, sotto il palco. I maestri e le maestre riempivano tutta la metà della prima galleria che era stata riservata per loro. I banchi e le corsie della platea erano stipati di centinaia di ragazzi che dovevano cantare e avevano la musica scritta tra le mani. In fondo e tutto intorno si vedevano andare e venire maestri e maestre che mettevano in fila i premiati e c'era pieno di parenti che davano loro l'ultima ravviata ai capelli e l'ultimo tocco alle cravattine. Appena entrato con i miei nel palchetto, vidi in un palchetto di fronte la maestrina della penna rossa che rideva con le sue belle pozzette nelle guance e con lei la maestra di mio fratello e la monachina tutta vestita di nero e la mia buona maestra di prima superiore, ma così pallida, poveretta, e tossiva così forte che si sentiva da una parte all'altra del teatro. In platea trovai subito quel caro faccione di Garrone e il piccolo capo biondo di Nelli che stava stretto con la sua spalla. Un po' più in là vidi Garoffi, col suo naso a becco di civetta, che si dava un gran moto per raccogliere gli elenchi stampati dei premiandi e ne aveva già un grosso fascio per farne qualche suo traffico, che sapremo domani. Vicino alla porta c'era il venditore di legna con sua moglie, vestiti a festa, insieme al loro ragazzo, che ha un 3° premio di seconda. Rimasi stupito a non vedergli più il berretto di pel di gatto e la maglia color cioccolata. Questa volta era vestito come un signorino. In una galleria vidi per un momento Votini, con un gran colletto di trina, poi di spalle. C'era un palchetto del proscenio, pieno di gente, il capitano d'artiglieria, il padre di Robetti, quello delle stampelle, che salvò un bambino dall'omnibus. Allo scoccar delle 2 la banda suonò e salirono nello stesso tempo per la scaletta di destra il sindaco, il prefetto, l'assessore, il provveditore e molti altri signori, tutti vestiti di nero, che s'andarono a sedere sui seggioloni rossi, sul davanti del palcoscenico. La banda cessò di suonare. S'avanzò il direttore delle scuole di canto con una bacchetta in mano. A un suo cenno, tutti i ragazzi della platea s'alzarono in piedi. A un altro cenno, cominciarono a cantare. Erano 700 ragazzi che cantavano una canzone bellissima, 700 voci di ragazzi che cantano insieme. Com'è bello! Tutti ascoltavano, immobili. Era un canto dolce, limpido, lento, che pareva un canto di chiesa. Quando tacquero, tutti applaudirono. Poi tutti zitti. La distribuzione dei premi stava per cominciare. Già s'era fatto innanzi sul palco il mio piccolo maestro di seconda, col suo capo rosso e i suoi occhi vispi, che doveva leggere i nomi dei premiati. S'aspettava che entrassero i 12 ragazzi per porgere gli attestati. I giornali l'avevano già detto, che sarebbero stati ragazzi di tutte le province d'Italia. Tutti lo sapevano
e li aspettavano, e guardando curiosamente dalla parte donde dovevano entrare, anche il sindaco e gli altri signori e il teatro intero taceva. Tutto a un tratto arrivarono di corsa fin sul proscenio e rimasero schierati lì, tutti e 12, sorridenti. Tutto il teatro, 3.000 persone, saltarono su d'un colpo, prorompendo in un applauso che parve uno scoppio di tuono. I ragazzi restarono un momento come sconcertati. «Ecco l'Italia», disse una voce sul palco. Riconobbi subito Coraci, il calabrese, vestito di nero, come sempre. Un signore del municipio, che era con noi e li conosceva tutti, li indicava a mia madre. Quel piccolo biondo è il rappresentante di Venezia, il romano è quello alto e ricciuto. Ce n'erano 2 o 3 vestiti da signori, gli altri erano figliuoli d'operai, ma tutti messi bene e puliti. Il fiorentino, che era il più piccolo, aveva una sciarpa azzurra intorno alla vita. Passarono tutti davanti al sindaco, che li baciò in fronte a uno, mentre un signore accanto a lui gli diceva piano e sorridendo i nomi delle città: Firenze, Napoli, Bologna, Palermo. E a ognuno che passava tutto il teatro batteva le mani. Poi corsero tutti al tavolino verde a pigliare gli attestati. Il maestro cominciò a leggere l'elenco, dicendo le sezioni, le classi e i nomi, e i premiandi cominciarono a salire e a sfilare. Erano appena saliti i primi quando si sentì di dietro alle scene una musica leggera di violini, che non cessò più per tutta la durata dello sfinimento. Un'aria gentile e sempre uguale, che pareva un mormorio di molte voci sommesse, le voci di tutte le madri e di tutti i maestri e le maestre, che tutti insieme dessero dei consigli e pregassero e facessero dei rimproveri amorevoli. E intanto i premiati passavano l'un dopo l'altro davanti a quei signori seduti che porgevano gli attestati, e a ciascuno dicevano una parola o facevano una carezza. Dalla platea e dalle gallerie i ragazzi applaudivano ogni volta che passava uno molto piccolo o uno che dai vestiti paresse povero, e anche quelli che avevano delle gran capigliature ricciolute o erano vestiti di rosso o di bianco. Ne passavano di quelli di prima superiore che arrivati là si confondevano e non sapevano più dove voltarsi, e tutto il teatro rideva. Ne passò uno alto 3 palmi, con un gran nodo di nastro rosa sulla schiena, che a malapena camminava e incespicò nel tappeto e cadde. Il prefetto lo rimise in piedi e tutti risero e batterono le mani. Un altro rizzolò giù per la scaletta, ridiscendendo in platea. Si sentirono delle grida, ma non si era fatto niente. Ne passarono d'ogni sorta, dei visi di birichini, dei visi di spaventati, di quelli rossi in viso come ciliegie, dei piccini buffi che ridevano in faccia a tutti quanti, e appena ridiscesi in platea erano acchiappati dai babbi e dalle mamme, che si riportavano via. Quando venne la volta della nostra sezione, allora sì che mi divertii. Passarono molti che conoscevo. Passò Coretti, vestito di nuovo da capo a piedi, col suo bel sorriso allegro che mostrava tutti i denti bianchi. Eppure, chissà quanti quintali di legna aveva già portato la mattina. Il sindaco, nel dargli l'attestato, gli domandò che cos'era un segno rosso che aveva sulla fronte, e intanto gli teneva una mano sopra una spalla.
Io cercai in platea suo padre e sua madre e vidi che ridevano, coprendosi la bocca con una mano. Poi passò De Rossi, tutto vestito di turchino, coi bottoni luccicanti, con tutti quei riccioli d'oro, svelto, disinvolto, con la fronte alta, così bello, così simpatico, che gli avrei mandato un bacio. E tutti quei signori gli vollero parlare e stringer le mani. Poi il maestro gridò: Giulio Robetti! E si vide venire innanzi il figliuolo del capitano d'artiglieria con le stampelle. Centinaia di ragazzi sapevano il fatto. La voce si sparse in un attimo. Scoppiò un salva d'applausi e di grida che fecero tremare il teatro. Gli uomini si alzarono in piedi, le signore si misero a sventolare i fazzoletti e il povero ragazzo si fermò in mezzo al palcoscenico, sbalordito e tremante. Il sindaco lo tirò a sé, gli diede il premio e un bacio e, staccata dalla spalliera del seggiolone la coroncina d'alloro che vi era appesa, gliela infilò nella traversina d'una stampella. Poi lo accompagnò fino al palchetto del proscenio, dove era il capitano suo padre, e questi lo sollevò di peso e lo mise dentro in mezzo a un gridio di bravo e di evviva. E intanto continuava quella musica leggera e gentile di violini e i ragazzi seguitavano a passare. Quelli della sezione della Consolata, quasi tutti figli di mercantini, quelli della sezione di Vanchiglia, figliuoli d'operai, quelli della sezione Boncompagni, di cui molti son figliuoli di contadini, quelli della scuola Rainieri, che fu l'ultima. Appena finito, i 700 ragazzi della platea cantarono un'altra canzone bellissima. Poi parlò il sindaco e dopo di lui l'assessore, che terminò il suo discorso dicendo ai ragazzi: ma non uscite di qui senza mandare un saluto a quelli che faticano tanto per voi, che hanno consacrato a voi tutte le forze della loro intelligenza e del loro cuore e che vivono e muoiono per voi. Eccoli là. E segnò la galleria dei maestri. E allora dalle gallerie, dai palchi, dalla platea, tutti i ragazzi s'alzarono e tesero le braccia, gridando verso le maestre e i maestri, i quali risposero agitando le mani, i capelli, i cappelli, i fazzoletti, tutti ritti in piedi e commossi. Dopodiché la banda suonò ancora una volta e il pubblico mandò un ultimo saluto fragoroso ai 12 ragazzi di tutte le province d'Italia che si presentarono al proscenio schierati con le mani intrecciate sotto una pioggia di mazzetti di fiori. Bene, cari amici, spero che vi sia piaciuta la lettura di oggi. Vi auguro una buona giornata. Vi auguro di essere tutti sereni, tranquilli, sorridenti e come sempre vi abbraccio, vi stringo in un grande abbraccio pieno d'affetto. Buona giornata a tutti.